prodotti turistici che noi abbiamo, che il territorio offre, sono prodotti legati allo sport, a degli sportivi, quindi nello specifico possiamo dire diving, immersione subacquea nel Bocche di Bonifacio, nell'arcipelago della Maddalena, questo è il nostro mare, ma anche la vela. Non per niente di fronte al nostro territorio abbiamo la scuola di vela più importante d'Italia e forse d'Europa, che è il CVC, il Centro Velico di Caprera, e poi le nostre spiagge votate per gli sport del vento come windsurf, kitesurf. Noi ci siamo dati da fare, ho curato un'idea per un paio d'anni e auspico che a breve possano avere delle risposte positive per un progetto europeo con finanziamenti europei, è un progetto Interreg che riguarda l'Italia Francia Marittimo, cioè il territorio che comprende nel Tirreno la Sardegna, la Corsica, la Toscana e la Liguria. Si vede con 4 partner: Palau, Bastia, Forte dei Marmi e Porto Venere, e un altro partner tecnologico importante. Niente, se avremo questa approvazione pensiamo di fare cose interessanti almeno per i nostri 4 territori, muovendoci da soli.